Parla tifoso partenopeo. Una bomba scuote il mercato. Un giocatore stellare, idolo di un club italiano. È nel mirino di una ricca squadra estera e le trattative sono in pieno svolgimento. Lascerà l'Europa. Non perdetevi questo video, perché la notizia è scottante. Prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Lasciate un vostro commento e quel bel mi piace per supportare il nostro lavoro. Andiamo al video. Ragazzi, Napoli è al centro di una soap opera che sta toccando il cuore dei tifosi. Victor Osimhen, il nostro miglior marcatore che sta brillando nel Galatasaray, è conteso dall'Al Hilal, squadra saudita, che ha avviato le trattative per ingaggiare il nigeriano. Esatto, il club saudita vorrebbe tanto avere la stella, ma il presidente Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Verrà svincolato solo con una clausola da 75 milioni di euro. A lanciare la notizia bomba è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira, del Giornale, che ha svelato tutto sui social. E c'è di più, la Premier League, con club come il Manchester United e il Chelsea, e perfino la Juventus, con il dirigente Cristiano Giuntoli, così vicino a Osimhen. È una storia che infiamma. Cominciamo a parlare di Victor Osimhen, perché questo ragazzo è semplicemente una macchina da gol. È arrivato al Napoli nel 2020 dal Lille per oltre 70 milioni di euro ed è diventato il cuore del nostro attacco. Nella stagione 2022-2023 ha segnato 26 gol in Serie A, portando il Napoli al terzo scudetto della sua storia, come evidenziato da Football Italia. Grazie alla sua esplosività, ai gol acrobatici e al carisma, ha conquistato i tifosi ed è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. Ora in prestito al Galatasaray fino a giugno, sta volando alto, segnando contro squadre del calibro del Tottenham in Europa League, secondo UEFA.com. La notizia scottante è arrivata da Nicolò Schira, che ha postato sui social media che l'Al Hilal ha avviato le trattative per ingaggiare Victor Osimhen. Il club saudita, che dispone di molti soldi, è disposto a investire molto per rinforzare la squadra in vista del mondiale per club e il nigeriano è l'obiettivo principale. Secondo quanto riportato dal giornale, l'Al Hilal starebbe trattando direttamente con il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non gli rende le cose facili. Vuole i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, senza sconti. Anche il Galatasaray, dove Osimhen è in prestito, sogna di tenerlo, ma non è in grado di pagare quella cifra. Come ha pubblicato Fanatic. Perché Al Hilal è così interessato a Victor Osimhen? Il club è uno dei giganti dell'Arabia Saudita, con stelle come Neymar e Ruben Neves, e punta al mondiale per club, dove vuole fare bene, secondo Sky Sports. Osimhen, 26 anni, è il ragazzo ideale per guidare l'attacco, grazie alla sua forza, velocità e istinto per il gol. Ha già dimostrato al Galatasaray di essere in forma, con assist e gol decisivi, come rivela ESPN. E Al Hilal ha le tasche per pagare il suo ingaggio, che ammonta a 12 milioni di euro a stagione. E la clausola da 75 milioni, secondo Napoli Magazine. Ma Al Hilal non è l'unico a combattere. Victor Osimhen è un sogno che si avvera per la Premier League, che ha sempre dichiarato essere il suo obiettivo, in quanto è il campionato più competitivo al mondo, secondo Goal. Club come il Manchester United, che in passato ha offerto 46 milioni di euro, secondo il Mirror, e il Chelsea, che stava per ingaggiarlo, secondo Yahoo Sports, lo stanno monitorando. Secondo Team Talk, anche l'Arsenal è sulla lista e ha bisogno di un centravanti per competere con Gabriel Jesus. Ma gli stipendi elevati e le richieste del Napoli stanno facendo sì che questi club ci pensino due volte. E la Juventus? Sì, è nel gioco. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che era al Napoli durante i tempi dello scudetto, sa bene quale impatto può avere Osimhen. Secondo Tuttosport, la Juve ha bisogno di un attaccante d'élite, dato che Dusan Vlahovic non sta dando i risultati sperati. Ma De Laurentiis non vuole sentir parlare di cessione di Osimhen a un concorrente italiano. Se la Juventus insistesse,
Il prezzo potrebbe salire fino a 100 milioni di euro, come ipotizzato dal Corriere dello Sport. Riuscite a immaginare Osimhen alla Juve? I tifosi napoletani sarebbero in subbuglio. Qual è la posizione di Napoli in questa soap opera? Aurelio De Laurentiis ha il coltello e il formaggio in mano. La clausola da 75 milioni di euro è il prezzo minimo e il giocatore non è disposto a fare sconti. Soprattutto dopo i tumulti della scorsa estate, quando Osimhen è stato quasi escluso dopo essere stato costretto a lasciare il club. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna, che sta facendo un lavoro incredibile, sa che la cessione di Osimhen potrebbe fruttare un sacco di soldi da investire in rinforzi come Georgi Sudakov, Breno Bidon, Riccardo Orsolini o Conny De Winter, come abbiamo già accennato in altri video. E cosa ne pensa Antonio Conte? L'allenatore è concentrato sulla stagione, con il Napoli a pari merito con l'Inter a quota 71 punti. Secondo Football Italia, sta ottenendo il meglio da Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka e André Frank Zambo Anguissa. Ma sa che perdere Osimhen sarebbe una sfida. Conte, che ha lavorato con attaccanti come Harry Kane e Diego Costa, confida in Manna per rinforzare la squadra con nomi come Alessandro Buongiorno e Scott McTominay, che stanno andando a ruba, secondo quanto riportato da Il Mattino. Ma ora l'attenzione è rivolta allo scudetto e alla Champions League. I fan sono divisi sulla notizia. Alla X, alcuni napoletani chiedono a De Laurentiis di trattenere Osimhen, ricordando i suoi gol contro Roma e Lazio nella stagione dello scudetto, secondo quanto riportato da Napoli Fanpage. Altri pensano che vendere per 75 milioni di euro sia una buona idea, a patto che i soldi siano ben impiegati per rinforzare la squadra con giocatori come Alessandro Buongiorno o Scott McTominay. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello che tutti vogliono è un Napoli forte, con o senza Osimhen. E Victor Osimhen, a cosa stai pensando? Non ha mai nascosto il suo sogno di giocare in Premier League, ma l'offerta di Al Hilal, che potrebbe comprendere uno stipendio addirittura superiore agli attuali 12 milioni di euro, è allettante. Secondo Arab News, Al Galatasaray è felice, è un idolo per i tifosi e segna gol, come ha scritto Fanatic. Ma il prestito scade a giugno e lui sa che il suo futuro è aperto. Le trattative con l'Al Hilal sono appena iniziate e le prossime settimane saranno decisive per definire il destino del nostro capocannoniere. Insomma ragazzi, l'Al Hilal ha aperto le trattative per prendere Victor Osimhen, che sta brillando al Galatasaray. Ma il Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, lo libererà solo per la clausola da 75 milioni. In lizza anche il Manchester United, il Chelsea, l'Arsenal e la Juventus con Cristiano Giuntoli. Antonio Conte punta allo scudetto con Romelu Lukaku, Stanislav Lobotka, André Frank Zambo Anguissa, Alessandro Buongiorno e Scott McTominay, ma la cessione di Osimhen potrebbe portare rinforzi come Georgi Sudakov, Breno Bidon, Riccardo Orsolini e Conny De Winter. È una soap opera che sta lasciando i fan con il cuore in gola. Allora, nazione azzurra, che ne dite di questa notizia? Sarebbe una follia vedere Victor Osimhen all'Al Hilal o in Premier League, giusto? Me lo immagino tornare a Maradona e decidere le partite. Vorrei sapere da voi. Secondo voi Aurelio De Laurentiis dovrebbe accettare l'offerta dell'Al Hilal o tenere Osimhen per il Napoli? Lascia un commento qui sotto e condividi il video con i tuoi amici. Alla prossima e forza Napoli sempre!